Il meteo infatti in serata ha dato notizie poco confortanti, nevicherà tutta la notte e per tutta la giornata di domani. Il bilancio di oggi è però ancora positivo, anche se le difficoltà per la gente sono state notevoli. Innanzitutto il traffico. Chiusi da ieri gli aeroporti, stamane è andata in tilt anche la stazione centrale per il guasto di una centralina elettronica. Domattina dovrebbe essere rimessa a posto, anche se i tanti convogli fermi da un giorno avranno bisogno di molto tempo per essere riportati alla normalità. Il traffico sulle autostrade è stato scorrevole anche se lento e con obbligo di catene. All'interno della città i mezzi pubblici hanno dovuto sopportare l'impatto con migliaia di passeggeri in più e con una situazione al limite dell'agibilità. Estremamente positivo l'intervento di esercito, carabinieri e polizia che in non pochi casi hanno alleviato i problemi della popolazione. Attraverso il Comitato Comunale per la Protezione Civile il Comune ha potuto assumere altri spalatori, più che necessari in un momento così difficile. Vigili urbani e vigili del fuoco hanno risposto a centinaia